Siamo sempre nel territorio dei Colli Iberici, territorio anche del Palladio, perché qui ci sono grandi esempi di architetture e l'architettura del Palladio la fa da padrone in questa zona dove siamo oggi, con la Villa Pisani, che fa da sfondo a questa bellissima intervista con l'architetto Diego Peruzzo. Seguitemi. Dopo aver studiato attentamente la villa, aver consultato i testi, aver immaginato questi pisani che arrivano da Venezia risalendo il Guà, approdando su questo spettacolare posto e avendo anche analizzato le mappe che sono contenute nella villa e andando un miglio più giù, no? Andando più verso Zimella, mi sono accorto che incominciarono a esistere anche altri elementi architettonici, no? Importanti. In sostanza la villa padronale costruita dai Pisani genera, siccome avevano una vastità, tanti prati, risaie, eccetera, non so quanti campi, 2000 campi, una roba immensa, hanno costruito altre case più piccoline, ma però sempre ispirate al fondaco, sempre ispirate al salone passante, alle luci che perforano la casa. È anche interessante questa si chiama Morosina, che è questa casa fatta ovviamente per altri pisani, magari meno importanti di loro, ma a cui davano però la possibilità di coltivare altre terre, altre risaie. E ho scoperto questa cosa fantastica in questa casa che si chiama La Morosina, in cui la facciata verso strada è come fosse la facciata de Mar, si chiama, no? Come che fosse il mare, perché loro venivano da Venezia, avevano il Palazzo Pisani sul Canal Grande. I camini verso il canale sono azzigogolati, costruiti, veneziani, si alzano, bellissimi, no? Quasi delle architetture, mentre verso l'interno, verso la calle, i cammini diventavano più semplici perché non li vedeva nessuno. Ma anche questa casa qui, questa Morosina, da cui poi siamo partiti a pensare questa villa lineare, cioè questa genera un territorio, no? Allora, verso la strada, che è come fosse il mare, no? Il mare, fosse il Canal Grande, i cammini sono particolarissimi, eccetera, eccetera. Invece verso la campagna diventano semplicissimi. E lì poi ci sono però altre barchesse, altre colonne, altre case, poi andiamo giù e troviamo altre ville da un'altra parte, andiamo a Zimello, troviamo il mulino, insomma c'è tutto un sistema che viene generato da questi veneziani che si vengono a prendere un palazzo brusado, perché i Nogarola, quelli che avevano prima, si erano ribellati a Venezia. La prima volta li hanno perdonati togliendo il titolo, la seconda volta, visto che stavano ancora con gli imperiali, con gli scaligeri, hanno bruciato tutto. Arriva Palladio e costruisce anche qui su una preesistenza, perché le prime ville palladiane, abbiamo visto a Caldogno, sono costruite sulle preesistenze, perché siccome qui c'era anche molta acqua, avere già una base è importante. Poi si potrebbe andare avanti una vita a capire perché il palazzo Brusado aveva la torre centrale, poi il Palladio ne fa due, ma lì dobbiamo fare una lezione infinita. Ma quello che ci interessa è andare a prenderci delle iconografie, delle tipologie territoriali. Quello che è testuale lo facciamo contestuale, attraverso materie, attraverso interventi specifici, architettonici, no? E l'abbiamo chiamato la villa lineare, perché qui la campagna è vasta, la campagna si può dire è tutto, perché anche qui ci sono i vitigni, e poi questi filari di alberi, di gelsi, c'è un continuo, si può pellegrinare, si può quasi perdersi, no? Io almeno che vengo dalle colline, mi piace questo territorio perché lo trovo fortemente poetico. E poi ci sono delle cose, delle chicche, delle preziosità che bisognerà mettere in linea, mettere in rete e portare la gente, insomma. E poi
poi ovviamente il vino, poi il cibo, qui c'è un ristorante, il riso e poi si crea una storia. Una mappa che è una mappa che c'è qui dentro nella villa, si vede proprio allora la Villa Pisani, si vedono le barchesse e poi si vede il fiume che fa da confine tra Vicenza e Verona e appena di là la chiesetta di Santo Stefano e delle casupole disegnate in cui si vede benissimo questa Villa Morosina, da cui ti stavo spiegando che l'architettura diventa passante nel piano nobile. Su queste mura poi ci sono questi archi, questi proteri che noi andremo a perforare per guardare cosa c'è al di là, perché al di là c'è la campagna più vasta.